Allora, che diavolo ti sei messo in testa? Pensi che puoi rapire mia sorella, seviziarla e restituirmela così, come se niente fosse? Pensi di cavartela così, lurido pezzo di merda? Credo che dovresti calmarti. Il fatto che ti abbia restituito Francesca non significa che lei non sia ancora in pericolo. Tu stai giocando col fuoco. E va bene. Mettiamo le carte in tavola. Hai portato ciò che mi dovevi? Il tempo scorre. Io non ti devo un cazzo. Ne sei sicuro? Oh, questo è molto scortese da parte tua. A Regina non ti importa più di tua sorella. Ora ti faccio saltare quella testa di cazzo. Avanti, fai ciò che devi. Sai che succede se premi il grilletto? La vita di tua sorella è nelle mie mani. Se mi uccidi, il chip che l'ho inserito nella testa esplode. Se io muoio, lei muore. Se provi a toglierlo, lei muore. Se la settimana prossima, o quella dopo ancora non mi porti ciò che voglio, lei muore. Per quanto dovrà andare avanti questa storia? Sai, me lo chiedevo anch'io. Mi chiedevo per quanto tempo avresti continuato a far piangere i poveri commercianti, a lucrare sul loro sangue, sul loro sudore. Poi ho capito che non avresti smesso, ed è qui che intervengo io. Io sono la resa dei conti, io sono il riscatto di quella povera gente. Tu sei solo un lurido psicopatico. D'ora in poi sarò il tuo incubo. Ora vai da tua sorella, goditela finché non commetti qualche errore. La settimana prossima voglio il 20% in più. Non ti bastano già i soldi che ti do. E questo è quello che voi non capirete. A me non interessano i soldi, perché brucerò ogni singolo centesimo. Il mio scopo è quello di sfinirti, di portarti al limite. Chiamami pazzo o come ti pare. Ma la verità è che contro gente come me, uno come te non l'avrà mai vinta.